siamo la prima regione per turismo in Italia, voglio portare i temi della grande viabilità, delle grandi opere, voglio portare la voce delle imprese che in Veneto e nel nord-est stanno soffrendo per questa Europa. Rivendicare anche in Europa il ruolo chiave che il Veneto ha in Italia, difendendo un'autonomia alla quale, ne è convinto, la Lega riuscirà ad arrivare. Gian Antonio Darè, candidato del Carroccio alle elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento, ha ben chiaro da dove si dovrebbe cominciare per rendere l'azione dell'Unione più vicina alle reali necessità di cittadini e mondo produttivo. L'Europa deve cambiare soprattutto per quanto riguarda la fase monetaria, cioè non è possibile che l'Europa dia delle direttive che possono soffocare le nostre imprese. Le nostre imprese devono essere competitive e non possono essere soffocate dalle direttive europee. La Lega non scorda poi il nodo immigrazione. L'Europa ha lasciato solo l'Italia e noi vogliamo far capire all'Europa che l'immigrazione non è un problema solo italiano, è un problema di tutti. La Francia e la Germania in primis devono collaborare con l'Italia per le persone che sono arrivate dall'Africa per dare una prospettiva di vita, oppure se non si dà una prospettiva di vita questi devono ritornare a casa.